Iniziamo questa giornata di confronto, di approfondimento e anche di magari riscoperta di qualcosa che non tutti si ricordano. Intanto un benvenuto a voi tutti. Mi permetto un particolare bentornati a molti amici che hanno calcato queste scene, questi scranni per tanti anni e che vedo sempre volentieri. E lo dico a chi è fatto l'assessore o il consigliere, lo dico anche a dei valenti tecnici che hanno accompagnato in qualche caso anche la nascita di questa regione e che hanno dato il loro contributo dal punto di vista tecnico-amministrativo a tante delle cose che hanno plasmato il Veneto che oggi noi conosciamo. Quindi veramente un benvenuto a tutti, un sentito ringraziamento ai relatori, al professor senatore Pier Ferdinando Casini che doveva esserci ma ha avuto dei problemi e quindi ci ha mandato un video col suo contributo, al professor Paolo Acanfora, docente di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma, e a Concetta Argiolas, direttrice dell'archivio storico dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma, che è collegata con noi in diretta streaming e che poi ci darà appunto il suo contributo. Vorrei iniziare, tutti quanti si sono adoperati per la riuscita di questa giornata, a iniziare dal segretario generale dottor Roberto Valente, che quando parla di queste cose torna giovane, quindi si sta impegnando molto su queste cose. Non esageriamo, dai. No. Mi permetto di fare le battute col segretario perché ormai appunto ci conosciamo da talmente tanti anni, perché anch'io ho un po' di chilometri fatti in questo palazzo e quindi mi permetto con qualcuno di fare qualche battuta. E poi anche alle autrice del libro su Vito Orcalli, la nostra collaboratrice Margherita Carniello, che a causa di un'indisposizione non è presente, ma penso di interpretare il pensiero di tutti nel farle i migliori auguri di una pronta guarigione. Non spetta a me ripercorrere la figura di Vito Orcalli, tra gli uomini simbolo non solo in Veneto del movimento cattolico democratico, con particolare riguardo all'interpretazione data alla politica dalla corrente dorotea della DC, di cui fu grande esponente nella stagione che parte dal secondo dopoguerra, dalla ricostruzione di un paese segnato dalle macerie non solo materiali del secondo conflitto mondiale e del ventennio fascista, fino alla conquista di un nuovo e inedito benessere, con tutte le contraddizioni che lo sviluppo stava presentando nella nostra terra. La parabola di Vito Orcalli inizia in un Veneto martoriato e poverissimo, segnato da miserie, fame, povertà, una società rurale dove la Chiesa era stata ed era un collante imprescindibile. La Democrazia Cristiana, sotto la sua segreteria regionale, guidò il processo di trasformazione che in 20 anni mutò il volto del Veneto, da civiltà rurale al policentrismo diffuso della nuova industria. Vito Orcalli fu elemento chiave di questo processo non solo nella DC, dove seppe gestire e conciliare tutte le anime opposte che caratterizzavano quel partito, ma anche nella gestione del territorio nelle vesti di direttore dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, con presidenti quali Sereno Freato, Angelo Tomelleri, in anni in cui il mondo dell'agricoltura italiana ed europea visse radicali trasformazioni, grazie alla coincidenza della nascita della politica agricola comunitaria, la PAC, all'emanazione dei piani verdi del 1961 e del 1966, che introdussero nuovi principi di pianificazione economica nel settore primario. Un uomo dunque al centro del potere reale, espresso in modo pragmatico dai Dorotei, che peraltro, come notò a suo tempo Mariano Rumor, furono tra i motori di grandi riforme. Pensiamo alla validità erga omnes dei contratti di lavoro, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la democratizzazione dei consorzi di bonifica e degli enti di sviluppo, il varo dello Statuto dei lavoratori, il salto di qualità salariale e normativo dopo l'autunno caldo del 1969. La prima riforma della previdenza sociale, l'avvio delle regioni, ricordiamo il ministro Gatti
anche lui veneto, dando così uno sbocco concreto all'articolo 5 della Costituzione italiana. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Il 7 giugno 1970 i veneti e gli italiani vanno a votare in massa per i nuovi consigli regionali. La Democrazia Cristiana è il partito di maggioranza che regge saldamente il timone della politica nazionale e regionale. Nel resto d'Italia il voto per le prime regionali premia le forze del centro-sinistra. Nel Veneto la DC raccoglie il 51,9% dei 2,5 milioni di voti validi espressi, 14 punti percentuali in più della media nazionale. Il Veneto, la sacrestia d'Italia, certo in quel Veneto c'erano le sacrestie, molte delle quali durante il fascismo avevano dato rifugio a ebrei perseguitati, partigiani, c'erano le curie, le case della dottrina, ma c'erano anche gli oratori, le ACLI, la CISL, l'Azione Cattolica. Permettetemi anche una divagazione. Quando chiesero al democristiano Ciriaco De Micta, passato poi all'UDC, di Pier Ferdinando Casini, la differenza tra lui e il democristiano Matteo Renzi, passato al PD, il vecchio notabile DC rispose: una cosa è l'Azione Cattolica, un'altra cosa sono gli scout. Io sono cresciuto nelle fila dell'Azione Cattolica, Renzi è uno scout. Con tutta la stima che ho per gli scout io, sia chiaro. Insomma, le sacrestie pesavano, ma i giovani si formavano nell'oratorio, crescevano nell'Azione Cattolica, poi trovavano nuove motivazioni nelle scuole di formazione politica e nel sindacato bianco. La DC che vinse le elezioni era espressione trasversale della società veneta, nella cultura contadina e operaia, e queste radici si avvertono bene in Vito Orcalli. Non posso dimenticare che appena eletto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, il 7 luglio 1970, e rammentano che furono solo 3 le regioni che approvarono in prima seduta l'ufficio di presidenza, il Veneto, il Lazio e le Marche, con Vito Orcalli appunto presidente. Il primo atto del neopresidente e del suo ufficio di presidenza quel 7 luglio fu quello di accogliere i delegati degli operai di Marghera in sciopero per ascoltarne le ragioni e le denunce di uno scenario di crisi complessa. Poco prima del suo discorso di insediamento, Orcalli, nella sede provvisoria nell'aula consigliare di Ca' Corner, aveva avuto un momento di commozione, come testimonia Romano Morra, nel ricordare i veneti che avevano combattuto per la libertà. Non solo grandi nomi, disse Orcalli, martiri o eroi, ma chi ha condotto giorno dopo giorno una sua vita sempre uguale, trovando in se stesso la forza di accettare proprio quel ruolo e sentendo crescere dentro di sé certe convinzioni, confrontate e modificate poi nella vita di comunità, che così formano le grandi idee e creano le nuove situazioni. Il pragmatismo doroteo e le sue indubbie capacità organizzative e gestionali di Orcalli, maturate in oltre 20 anni di guida della DC Veneta, lo portarono a non perdere tempo e a dar vita alla speciale commissione statuto, composta da una ventina di consiglieri, presieduta da un giovanissimo Marino Cortese, affiancato dal professor Feliciano Benvenuti, uno dei massimi studiosi del diritto costituzionale in Italia. Commissione che in tempi record presenterà al Consiglio regionale, già il 3 novembre, uno schema di statuto che verrà poi approvato il mese successivo, il 4 dicembre, con 47 voti a favore e uno solo, il missino contrario, appunto che anche con... Io ho letto gli atti di approvazione dello statuto, c'era anche un po' di diciamo, teatralità nel voto contrario del consigliere Savoia, se ben ricordo. L'articolo 2 di quel testo recita: l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità. Quanti oggi affiderebbero a un giovanissimo consigliere regionale la guida di una commissione speciale, delicatissima come quella destinata a produrre lo statuto? Ecco una caratteristica di quella classe dirigente di cui Orcalli fu espressione: credere nei giovani, investire nei giovani, farli crescere.
non giovani sprovveduti, ma giovani formati che venivano fatti crescere. Pensiamo al Bisaglia, ai Degan, nonché ai tanti presenti oggi qui, ripeto, e anche tanti amici. Insomma, non c'erano nani e ballerine, circoli magici o yes men, ma una classe dirigente che guardava al domani e voleva creare e far crescere degli eredi all'altezza del compito che avrebbero dovuto affrontare. Doroteo Doc. Nel bene e nel male, scriveva Rumor, a proposito dei Dorotei, essi sono stati il centro direttivo ad un tempo promozionale e moderatore della politica democratico-cristiana. Per un verso un gruppo quasi deteriore di potere e di mera gestione di esso, peraltro una componente politica insopprimibile senza grave squilibrio della DC, un suo modo di essere, proprio per la sua collocazione centrale, per la sua capacità di mediare fermenti ideali e popolari della società italiana. Quella fu, secondo Rumor, una spinta dinamica e costruttiva che ebbe nei Dorotei quel punto centrale di riflessione e promozione. I Dorotei puntarono sempre, specie nei momenti di divaricazione, anche drammatica, a ricomporre al massimo l'unità del partito. La Regione, nata in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione, non era in conflitto, in contrapposizione con lo Stato. Anzi, la DC Dorotea comandava il Veneto, ma era centrale nella vita dello Stato. Si aveva un binomio operativo capace di gestire il potere. Nel suo discorso di insediamento Orcalli spiegò benissimo cos'erano le regioni delle quali la DC s'era fatta alfiere. Quale modo nuovo di intendere e di attuare i rapporti tra Stato centrale ed enti locali, tra pubblica amministrazione e cittadini. Posizione intermedia di governo per offrire l'indirizzo politico e il coordinamento all'attività dei comuni e delle province, ponendosi come realtà di mediazione fra essi e il governo centrale. Parole che non sono sibilline, ma il 100% dorotee. Dicono e non dicono, spiegano oggi l'esigenza di conciliare l'innovazione regionale senza intimidire troppo chi quella innovazione detestava e ostacolava, con argomentazioni che come singolare rigurgito ritornano purtroppo ancora oggi quando parliamo di autonomia, e vi assicuro che il tema è di assoluta attualità anche frequentando qualche ministero. Non ebbe modo di manifestare pienamente il suo enorme bagaglio politico e culturale come Presidente del Consiglio regionale. Morì improvvisamente nel 1974, un anno di svolta, un anno in cui l'Italia sperimentò, peraltro non senza una punta di allegro fatalismo, l'austerity, ma anche l'anno del referendum sul divorzio, segnali di un mutamento profondo in atto nel Paese, l'anno delle stragi di Brescia e dell'Italicus, mentre il 17 giugno in via Zabarella a Padova registriamo il primo omicidio in assoluto commesso dalle BR che assassinarono i militanti missini Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Si era davanti a una svolta epocale, si stava chiudendo una fase storica, si era dinanzi a un attacco premeditato portato al cuore delle istituzioni. Portato da chi e perché? Non abbiamo ancora dato una risposta a questa domanda. Come non sappiamo chi e perché assassinò 10 anni dopo la morte di Vito Orcalli Antonio Bisaglia, che di Orcalli nei fatti fu l'erede. Il silenzio che calò poi sulla DC spiega perché su Vito Orcalli, l'uomo tra i più potenti del Veneto, cadde l'oblio. Ma in quell'oblio ritroviamo quelle domande e tante che ancora oggi attendono risposte. E il momento di confronto di oggi mi auguro possa aggiungere qualcosa in più appunto a quello che sappiamo di Vito Orcalli, a quello che magari può uscire anche da tanti testimoni che comunque hanno lavorato a fianco a lui e soprattutto, ripeto, guardare alla nostra storia, fare tesoro di quello che avvenne in quegli anni e magari guardare avanti con un po' di ottimismo, sempre per il bene della nostra regione. Grazie e buon convegno. Adesso cedo la conduzione al segretario Roberto Valente che, ripeto, anche lui un po' di memoria ce l'ha. Prego, segretario. Bene. Buongiorno a tutti. Ho sempre detto che
presidente Orcalli è stato l'unico presidente che non ho conosciuto dei tanti presidenti che si sono succeduti qui a Palazzo Ferrofini. In realtà io avevo 10 anni quando lui è stato eletto presidente, quindi mi ricordo vagamente, perché chiaramente ero un ragazzino, però sempre quando sono venuto qui a lavorare ho sempre visto quella lapide che ancora c'è nell'anticamera dell'aula consiliare, e che è sempre stata, diciamo, oggetto di rispetto, di cura, perché chiaramente cambiano, ci sono restauri, ci sono cose, e io ricordo sempre che mi raccomando la lapide, mi raccomando. Stessa cura come è stata fatta per la lapide dei Costituenti all'entrata del palazzo, così la lapide del presidente Orcalli. E da quella lapide però io poi, quando chiaramente sono cresciuto nel corso degli anni, mi sono addentrato nella storia di questo uomo, e devo dire che sia nel docufilm che è stato fatto in collaborazione con la RAI, la mostra del 50° ancora prima, ma il libro poi di Margherita Carniello, che quest'oggi verrà consegnato a tutti voi, mi sono veramente appassionato a questa figura, e ne ho veramente trovato un grande diciamo personaggio, ecco. Credo che forse il rammarico che ci ha lasciato troppo presto, ecco, perché solo a 54 anni, e poi appunto interrompere questa legislatura che era stata una legislatura costituente, dove lui veramente è stato, diciamo così, il padrino, quello che ha fondato la regione, quello che ha dato l'impulso allo statuto, al regolamento, all'organizzazione. Io dico sempre, un uomo che in poco tempo è riuscito a mettere in piedi una macchina regionale, e non è poco. E quindi veramente ringrazio anche il Presidente che mi ha dato questa opportunità di condurre i lavori in questa seconda parte. E veniamo appunto ai relatori di oggi. Il primo relatore è il senatore Pier Ferdinando Casini. Senatore, una carriera democristiana parlamentare di lungo corso, da oltre 40 anni con già 10 legislature completate, Presidente della Camera da maggio 2001 ad aprile 2006, Presidente dell'Interparlamentare Italiana, organismo bicamerale che aderisce all'Organizzazione Mondiale dei Parlamenti, con sede a Ginevra, e da sempre un convinto alfiere della centralità del Parlamento nel sistema democratico. Nel 2022 è stato fatto il suo nome tra i possibili candidati al Quirinale. Nel 2023 ha pubblicato con PM il libro C'era una volta la politica, parla l'ultimo democristiano, racconto autobiografico ma anche memoria storica di un'esperienza politica, quella democristiana, che si identifica con la storia del paese e del paesaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Per sopraggiunti impegni istituzionali, il Presidente Casini non ha potuto essere presente oggi con noi a Venezia, ma ci manda un video di saluto e un messaggio e un ricordo di Vito Orcalli, che non ha potuto conoscere anche lui personalmente, visto che Orcalli scompare quando Pier Ferdinando Casini aveva 19 anni. Chiedo alla regia pertanto di trasmettere il filmato con il saluto del senatore Casini. Prego. Un saluto al Presidente Ciambetti e a tutti i membri del Consiglio regionale. Un saluto unito naturalmente alle scuse, perché la tirannia del tempo e degli impegni mi ha impedito oggi di essere con voi. Avrei voluto essere con voi non solo per un doveroso saluto, e omaggio a Vito Orcalli, ma anche per dare il giusto omaggio al Consiglio regionale, perché i due temi
sono strettamente connessi, i temi di questa commemorazione e il tema delle origini del Consiglio regionale. Infatti Vito Orcalli è stato padre costituente del Consiglio regionale del Veneto. Negli anni fondativi che segnarono l'avvio dell'esperienza regionalista, ha impostato l'impianto e la macchina organizzativa di questo nuovo luogo della democrazia. Quando l'idea delle regioni era avversata dai maggiori esponenti democratici cristiani, Orcalli, da segretario regionale e componente della nostra direzione centrale della DC, ne ha favorito la nascita, convinta dell'importanza del decentramento amministrativo e intercettando il sentimento autonomista della società veneta che poi negli anni seguenti si manifestò nelle noti forme anche di un voto in massa post-democristiano alla Lega. Uomo del dialogo per attitudine e autorevolezza, con spirito imprenditoriale e saggezza programmatrice, Orcalli impose un metodo di lavoro, gestendo il confronto diretto tra i banchi delle forze politiche, cercando soprattutto di semplificare i contrasti e favorire i punti di unione. Pensava che la DC, dopo essere stata protagonista della ricostruzione del paese dalle rovine della guerra, avesse anche la responsabilità, in quanto partito di maggioranza relativa, di guidare il paese verso il rinnovamento e la costruzione di una società nuova. L'istituzione della regione, prevista peraltro dalla nostra Costituzione, rappresentava un primo passo fondamentale. C'era una previsione ma non un'attuazione, era necessario passare all'attuazione concreta. Era un'innovazione necessaria, capace di garantire una forma più consapevole di partecipazione alla cosa pubblica, in dialettica, in aiuto, non in contrapposizione allo Stato centrale. Ecco perché Orcalli può essere senza dubbio annoverato tra quei politici che dal 1970 a oggi hanno fatto la storia della regione e del Veneto, accompagnandone la trasformazione da terra rurale in cui non si erano arrestati l'esito delle campagne e la via dell'immigrazione a terra di sviluppo e di crescita. Trasformazione totale, dal Veneto del dopoguerra al Veneto di oggi. Grazie a quelle leggi si crearono occupazione, si favorirono investimenti, si promosse la nascita della piccola e media impresa e il Veneto diventò, come è oggi, uno dei motori dell'economia europea. Oltre 50 anni dopo la prima seduta del Consiglio regionale, è quindi doveroso ricordare chi come Orcalli è stato un uomo delle istituzioni, capace di tramandare alle nuove generazioni il regionalismo sentito come valore aggiunto e non come egoismo, come ampliamento democratico e non come sovrapposizione di competenza o allargamento e dilatazione degli apparati burocratici. Vorrei concludere e pensando a quanti grandi democratici cristiani del Veneto mi vengono in mente in quegli anni, da Mario Ferrari Agradi a Mariano Rumor, a personalità che hanno arricchito il governo come Antonio Bisaglia, come anche Fra Canzani, venne in anni successivi, ma allora era già presente e vigile in politica, come peraltro oggi, e questo è un auspicio e un augurio per il futuro, perché i grandi vecchi sono importanti memorie della Repubblica. Voglio concludere ricordando le parole che Orcalli pronunciò durante il congresso regionale del Veneto del 1969, era il 15 giugno, da cui emerge questa idea chiara della regione. Diceva Orcalli: vediamo nella regione la dimensione di una politica di partecipazione e di programmazione democratica, capace di sollecitare l'interesse e la responsabilizzazione dei cittadini ai temi della cosa pubblica e di riportare nella comunità un senso di fiducia verso le istituzioni politiche, con la certezza di poter contribuire concretamente a promuovere migliori condizioni di convivenza, di effettiva libertà e di attuata giustizia sociale. Direi che attingere
all'esempio di questi costituenti di allora della regione agli albori del 1970, pensare a loro, alla loro lezione, attualizzarla nel dibattito di oggi sulle autonomie è l'esercizio che spetta a noi politici, per cui a voi consiglieri regionali impegnati in frontiera, in prima linea, un augurio sincero di buon lavoro. Bene, veniamo al secondo relatore che oggi è qui presente con noi, è il professor Paolo Acanfora. Il professor Paolo Acanfora è docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, membro del comitato scientifico e del consiglio direttivo di Civitas, piattaforma degli archivi di ricerca e sui cristiano-democratici in Europa e nel mondo. Dirige l'ufficio italiano dello European Center for Peace and Development. È un attento studioso della democrazia cristiana attraverso documenti e carteggi e le biografie dei suoi esponenti. Tra le decine di pubblicazioni di cui è autore spiccano i lavori dedicati a Don Sturzo, a De Gasperi, a Dossetti, ad Aldo Moro, al mito politico della cultura democristiana, alla politica estera della DC, alla cultura politica e al cattolicesimo democratico nell'Italia del secondo dopoguerra. Lo ringraziamo per essere con noi oggi e gli chiediamo quindi di guidarci nel comprendere che cosa fu la democrazia cristiana, in quale contesto culturale e politico si muoveva il presidente Orcalli. Grazie professore, a lei la parola. No, grazie mille, grazie per l'invito, grazie per la presentazione così ricca. Allora, io sono stato chiamato qui a fare probabilmente la relazione più noiosa, quindi metto le mani avanti, mi dispiace per, diciamo così, per quello che magari provocherò, diciamo, nell'uditorio, però cercherò di essere invece il più vivace possibile. Allora, parto da qui, il mio compito è quello di dare un contesto, in qualche maniera, come è stato giustamente detto, sia alla DC, che dopo, diciamo così, l'apologia dorotea, diciamo che il mondo democristiano è un mondo piuttosto complesso, molto articolato, e sicuramente il gruppo doroteo fu dal 59 in avanti, 59, prima non c'erano i dorotei, ricordiamocelo, è stato sicuramente un gruppo particolarmente vivo e capace anche di gestire sia a livello nazionale che a livello locale la società italiana, di interpretarla in qualche modo. Sarei più cauto sulle prospettive riformiste, diciamo così, di quel gruppo, intrinsecamente legate a quel gruppo, ma insomma in alcuni casi si può discutere. Allora, non voglio però discutere di questo. Intanto quando si fa la storia della DC si fa la storia del paese, va da sé. Sembra banale dirlo, ma è sempre bene ricordarlo. Non si può prescindere, cioè, in qualche modo, dall'evoluzione complessiva che un partito di maggioranza, sempre relativa, ma addirittura in qualche caso quasi assoluta, come fu, come sapete benissimo, in quelle prime elezioni del 18 aprile del 1948, si parla del 48,5%, quasi la maggioranza assoluta nella traduzione, diciamo così, dei seggi sia alla Camera che al Senato. Allora, questo per dire che è veramente impossibile ragionare sulla democrazia cristiana senza ragionare sullo sviluppo complessivo di questo paese, anche da un punto di vista delle realtà locali. Allora parto da una piccolissima premessa che è biografica di Orcalli naturalmente. Orcalli è nato nel 1920, vuol dire che quando c'è stata la marcia su Roma aveva 2 anni, quando c'è stato il delitto Matteotti ne aveva 4, quando c'è stata la trasformazione del regime fascista in un regime a partito unico ne aveva 6, cioè la sua maturazione, intendo di generazione naturalmente, appartiene ad una generazione che è maturata intellettualmente, politicamente vedremo, lo tolgo perché io sono tendenzialmente uno molto mobile, dicevo, è maturata, diciamo così, si è formata intellettualmente sotto il fascismo, ed è una cosa non banale che lui stesso negli scritti, anche se naturalmente in maniera episodica, non ha ragionato, almeno per quello che ne so io, in maniera strutturale su questo, ma per esempio quando parla della DC, della nascita della DC, sapete che la DC non ha una data di nascita in qualche maniera molto precisa, nasce tra
sono aggregati locali che rifioriscono tra il finire del 42 e l'inizio del 43, e però Orcalli nota subito una cosa che può sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, e cioè che non è la DC la semplice riedizione del Partito Popolare Italiano. Certo, i popolari italiani, quella tradizione entra a far parte della Democrazia Cristiana sin dall'inizio, ed è una parte importantissima. Va da sé, l'ultimo segretario del Partito Popolare, Alcide De Gasperi, e non vi devo stare a dire che cosa ha significato Alcide De Gasperi nel momento della formazione della Democrazia Cristiana, ma c'è tutta un'altra generazione che è appunto la sua. Orcalli ha un anno in meno di Andreotti, che è nato nel 19. Dossetti è nato nel 13, Paolo Emilio Ottaviani nel 12, Moro nel 16, insomma è una generazione appunto che cresce dentro un orizzonte esclusivo che è quello del totalitarismo fascista, in un mondo però che è quello cattolico, che ha delle sue peculiarità dentro quella dimensione totalitaria. Adesso non entro qui nel dettaglio, altrimenti facciamo un corso di storia contemporanea che va da sé, sarebbe del tutto fuori luogo. Però è interessante, perché una delle cose che gli storici, su cui gli storici in qualche maniera hanno sempre ragionato quando parlano di DC, è proprio il conflitto generazionale. Da una parte appunto quella dimensione ex popolare, di chi ha vissuto nell'Italia pre-fascista, si è formato, ha fatto le sue esperienze politiche, le sue esperienze intellettuali in un'Italia appunto che non aveva ancora conosciuto il fascismo, e chi invece viceversa è passato attraverso quel momento, formandosi per l'appunto. Però l'intelligente valutazione di Orcalli tiene conto anche di un dato che lui non esplicita naturalmente, ma che qui invece espliciterei, e cioè che anche quella generazione del Partito Popolare non ignora le novità che ha introdotto il fascismo. Ne deve tener conto, perché la società è radicalmente cambiata, è cambiata la società di massa, è cambiato il rapporto tra la politica e la società di massa. E De Gasperi, tanto per dire il più importante, diciamo così, di quella tradizione, ne era ampiamente consapevole. In tutto questo poi c'è una figura particolarmente rilevante, di cui immagino ci dirà qualcosa meglio di più, forse, non lo so, non voglio anticipare, la dottoressa Argiolas, che è Luigi Sturzo, che naturalmente proprio per la sua esperienza politica nel Partito Popolare dal 23 viene sostanzialmente, una volta che perde la sua segreteria del Partito Popolare, un lunghissimo esilio, dove anche il ritorno è estremamente tribolato. Allora, vi dico questo perché nel momento in cui si confrontano le generazioni non bisogna cadere, diciamo così, in un tranello, cioè che la generazione popolare sta con De Gasperi e la generazione invece dei giovani è anti-degasperiana, o quantomeno si muove tutta dentro l'orizzonte di quel gruppo che era il gruppo più antagonista all'interno diciamo, dentro la maggioranza degasperiana della DC, che era quello dossettiano. E Orcalli è proprio un caso esplicito, diciamo così. Così come Andreotti non era un dossettiano, naturalmente, direi tutt'altro. Così come Paolo Emilio Ottaviani, che pure ha un percorso singolare, non è appunto un dossettiano, ma anzi diventerà il segretario della Democrazia Cristiana proprio in nome della maggioranza degasperiana. Insomma, il confronto generazionale è un dato grezzo che va sempre considerato, giustamente considerato, ma mai preso come fosse una sorta di dimensione inoppugnabile. Lo dico perché Orcalli, quando parla di De Gasperi, ne parla con un'ammirazione sconfinata, tutti ne parlano con un'ammirazione sconfinata, dopo il 54, dopo il 19 agosto del 1950, una volta morto, diventa naturalmente una figura di riferimento di tutto il mondo democratico cristiano. Va da sé, la stessa sorte toccherà anni dopo, per altre ragioni, ad Aldo Moro naturalmente. Tutti diventano in qualche maniera morotei. Moro era diciamo così, una figura invece estremamente discussa e in termini di confronto politico intendo dire, all'interno del partito. A proposito di Dorotei, per esempio. La valorizzazione della figura di De Gasperi, questo mi è interessato molto nel vedere, nel leggere le cose di Orcalli. Coglie un aspetto per niente banale, e lo coglie nel momento in cui ancora gli storici non hanno messo a fuoco così bene la questione, quindi tanto più, secondo me, intelligente. Cioè sottolinea due aspetti di De Gasperi, tra i tanti possibili. Uno, la scelta referendaria, cioè il fatto che
c'è stato un referendum il 2 giugno del 1946, come sapete benissimo, in cui si chiede al popolo italiano di scegliere tra la Repubblica e la monarchia, è una scelta di De Gasperi. È De Gasperi che vuole il referendum. E lo vuole perché vuole fondare quella scelta che costruirà le basi del nuovo Stato italiano post-fascista sulla volontà popolare, cioè non su una volontà popolare che comunque si esprime nel momento in cui si elegge un'assemblea costituente, va da sé, ma nel momento in cui quei partiti che sono dentro l'assemblea costituente finiscono, esauriscono la loro funzione, come succederà, come sapete benissimo, per l'appunto nel biennio 92-94 sarà un altro momento generativo, diciamo così, della storia italiana, dove tutti i partiti che erano presenti, tutti, nessuno escluso, che erano presenti nell'Assemblea Costituente non ci saranno più. Ebbene, in questa prospettiva la possibilità di rimettere in discussione quella scelta, al netto dell'articolo 139 della Costituzione, che non consente, diciamo così, la messa in discussione della forma repubblicana, l'unico articolo non riformabile della Costituzione, però fondare quella scelta su una volontà popolare e non sulla delega che la volontà popolare dà ai partiti, è stata una scelta, a mio giudizio, direi che è un giudizio ormai ampiamente condiviso, fondamentale ed estremamente saggia. Poi su cosa abbia votato De Gasperi, come sapete, c'è una querela, la figlia dice una cosa, la moglie dice un'altra, quindi non si sa benissimo se ha votato monarchia o repubblica. Questo è poco importante. Seconda questione, secondo aspetto decisivo, diciamo, che Orcalli nota sulla figura degasperiana, lui non la definisce così, io la definisco così, diciamo gli storici in qualche maniera la definiscono così, che è la strategia della pacificazione nazionale. La necessità cioè di cambiare in qualche modo, di superare le fratture di un'Italia che aveva vissuto per 20 anni divisa tra chi rappresentava la nazione e chi rappresentava l'antinazione. Che attenzione, questo lo dico banalmente e velocemente senza entrare troppo nel dettaglio, ma se magari qualcuno dopo ne vuole parlare, ne parliamo per bene. Il fascismo non era un'espressione della nazione, era la nazione, così si presentava. E l'antifascista non era semplicemente un avversario politico, era l'antinazione, cioè un elemento che andava espulso dalla comunità nazionale. Allora, se si vuole ricostruire un'Italia unita, finalmente priva delle contraddizioni interne, delle divisioni appunto tra nazionali e antinazionali, bisogna costruire quella che De Gasperi definiva la casa comune di tutti gli italiani, senza fratture. Sapete poi che le fratture ci saranno naturalmente, però anche qui è stato accennato prima, cioè la dimensione, ecco, vi faccio un salto, scusate, ma penso che sia sensato. Quando si fa riferimento allo statuto della Regione Veneto del 1970, se si leggono le parole di Orcalli, una cosa che lui nota è il fatto che tutti i partiti politici, al netto del Missino, I'm against it, ma da sé che il Missino viveva, diciamo così, in un orizzonte implicitamente fuori, diciamo, dall'arco costituzionale, e quindi non sorprende, ma tutti i partiti politici sostanzialmente votano in maniera consensuale lo statuto della Regione Veneto. Ed è quello che succede alla Costituzione, cioè l'atto costitutivo è un atto che deve necessariamente essere condiviso. La larghissima maggioranza che in Assemblea Costituente voterà la Costituzione, nonostante già sia scoppiata la guerra fredda, nonostante le contrapposizioni radicali, nonostante sia finita la coalizione antifascista, nasce da questo, dal fatto che le regole del gioco, e la cosa è molto attuale, le regole del gioco si scrivono insieme, possibilmente naturalmente. Si scrivono insieme, perché sono le regole del gioco. Poi le divisioni politiche sulle regole del gioco ci devono stare, ma quelle che definiscono il fondamento della nostra società e del modo in cui questa deve essere governata, deve essere necessariamente il più largamente condivisa. E questa consapevolezza Orcalli non solo ce l'aveva, ma l'esplicita. E l'esplicita con un giusto successo, diciamo così, rivendicando un giusto successo. Questa premessa deve essere molto, ma molto più breve. Vado al cuore della questione, gli anni 70, lo prendo da qui. No, chiudo la questione, scusate, sulla pacificazione nazionale, in questo rimando che avevo fatto allo statuto regionale. Quando si parla di pacificazione nazionale si parla per l'appunto di superamento di fratture, dicevamo prima, nazione antinazione. Una cosa che dico sempre agli studenti, quindi perdonate se faccio questa citazione un po' professorale, si parte da qui. Perché il primo Presidente della Repubblica è un monarchico? Il capoprovvisore dello Stato, Enrico De Nicola, è un monarchico,
proprio esattamente per questa ragione, perché non possiamo permetterci, dopo 20 anni di frattura radicale della società italiana, una nuova frattura tra i repubblicani e i monarchici, perché la monarchia, come sapete benissimo, non è che perde in maniera, diciamo così, netta il suo referendum, no? Prende il 46% dei voti e al sud è maggioritaria. E allora che facciamo? Spacchiamo il paese. La prospettiva è costruiamo le condizioni per una unità della nazione che sia in grado di superare appunto le fratture precedenti. Negli anni 70, invece, tutto questo, diciamo così, entra radicalmente in crisi. Se c'è una parola che qualifica gli anni 70 è la parola crisi. Io chiedo di fermarmi perché quando volete, perché io posso continuare per 3 giorni consecutivamente. Non lo so se è interessante, ma io veramente continuo. Quindi no, fermatemi. La questione, la categoria della crisi è centralissima e i democristiani stessi ne sono profondamente consapevoli, alcuni con un'ossessione vera, insomma. E di che crisi parliamo? Parliamo della crisi dei partiti, dalla DC stessa peraltro, La questione della secolarizzazione, la questione morale che si pone, comincia a porsi in maniera importante in quegli anni, pone il quesito di quanto i partiti riescano veramente a rappresentare ancora, in che modo, la società italiana e quanto possano eventualmente riuscire a governarla. Questo sarà il punto con cui chiuderò, tra un paio d'ore, chiuderò il tema. Crisi della famiglia, per esempio. Va da sé, la questione del divorzio è solo però la fase in qualche maniera l'acme, ecco, di un processo di disgregazione, di ripensamento delle strutture familiari complessivamente dentro gli assetti sociali che cambiano radicalmente. È inutile qui, ovviamente, è chiaro che sto parlando di quel che avviene con il movimento del 68, che noi generalmente chiamiamo 68, il nostro 68 è stato richiamato prima, è l'autunno caldo del 60, il nostro maggio francese è l'autunno caldo del 69, ma insomma il 68 non è un anno, è qualcosa che ovviamente attraversa il mondo ben prima del 68, penso per esempio agli Stati Uniti d'America, e successivamente come nel nostro caso. Crisi delle istituzioni. Vi do un dato che è grezzo, è quantitativo, come tutti i dati quantitativi va preso insomma, diciamo così, con le pinze, ma che è però, credo, molto significativo. La prima legislazione che non si chiude secondo la naturale scadenza della legislatura, scusate, la prima legislatura, perdonate, non legislazione, la prima legislatura è la quinta, 68, che doveva essere 73, si chiude nel 72. La successiva 72-76, sempre anticipato 4 anni, ancora 76-79, 79-83, cioè i 5 anni non si compiono mai, 83-87, 87-92 ma qualche mese prima, quindi anche quella non è esattamente, ci avviciniamo paradossalmente nel momento in cui si arriva alla crisi più acuta del sistema, ci riavviciniamo ad una sistemazione, bisogna aspettare quello del 2001, Cioè la crisi istituzionale italiana si presenta anche con le vesti istituzionali, con una fine delle legislature che non vanno mai a scadenza naturale. Significa che non si riesce a costruire cosa? Maggioranze stabili e quindi governi che esprimono per l'appunto queste maggioranze. Crisi della Repubblica, che è la crisi della democrazia e della tenuta democratica, è stato prima richiamato, il doppio, diciamo così, attacco al cuore dello Stato, allo Stato democratico, alle istituzioni liberali democratiche, da una parte con il terrorismo di matrice neofascista, dall'altra con quello di matrice comunista, che non sono soltanto le Brigate Rosse naturalmente, con due strategie completamente diverse. Qui anche, perdonate, faccio la cosa banale, professorale, terrorismo non è un giudizio di valore, su cui ognuno penso dobbiamo aprire la questione sul giudizio di valore del terrorismo, va da sé, ma è un metodo. La cosa che interessa qui, naturalmente, è che quel tipo di azione aveva un obiettivo, la messa in discussione fino alla distruzione delle istituzioni liberal democratiche che la Costituzione italiana aveva costruito nel secondo dopoguerra. Ne erano consapevoli tutti, comunisti compresi, che in quel momento cominciano a fare una lenta evoluzione proprio rispetto al rapporto con le istituzioni democratiche. Poi
capite bene che da un punto di vista anche storiografico noi viviamo una fase un po' bizzarra, perché dopo aver defascistizzato i fascisti, per cui i fascisti in realtà non si sa bene più che cosa fossero, una sorta di destoricizzazione clamorosa, dopo aver decomunistizzato i comunisti che sono diventati improvvisamente sin dall'inizio dei socialdemocratici, se avessero detto a loro probabilmente l'avrebbero condannati a morte, c'è il rischio anche di una dedemocristianizzazione, ormai sono tutti liberali. No, i democristiani non erano liberali, De Gasperi compreso, tutt'altro. Cioè questa centralità delle culture politiche non va mai dimenticata nel momento in cui parliamo di quegli anni. Dopo è tutta un'altra vicenda, naturalmente. Ancora crisi perché? Perché a livello internazionale quello che sta avvenendo, quello che generalmente gli storici hanno chiamato il shock of the global, cioè le crisi che si aprono nel 1971 con la crisi monetaria del sistema internazionale, la fine del sistema di Bretton Woods che era stato costruito nel 1944, vado velocissimo su queste vicende, sono cose che avete immagino tutti a mente, la crisi energetica del 1973, ulteriormente rafforzata dopo la crisi iraniana del 79, insomma una crisi economica che è legata alle vicende della crisi energetica, insomma la situazione italiana, il contesto italiano entra in particolare fibrillazione e si cerca anche di dotarsi di qualche strumento nuovo di gestione. Pensate il primo G6, inizialmente era un G6, è del 75, era un Bouillet, proprio per cercare di governare questa situazione, ma anche l'Europa risponde, qui torno un po' ad Orcalli, perché una delle cose su cui insiste Orcalli anche nel richiamare il discorso regionale dell'Europa, lo metto un attimo in stand-by ma ve lo voglio richiamare più tardi, e ha a che fare anche con questo tipo di crisi diffusa. Non apro la questione appunto della crisi sociale legata all'autunno caldo, ai movimenti sindacali, eccetera, eccetera. Il movimento studentesco sono due cose diverse, ovviamente. Poi magari si saldano in alcuni momenti, ma che hanno ragioni, percorsi, fisionomie diverse. Conto il pansindacalismo e un conto al movimento studentesco. E sono anni però in cui si cerca di rispondere a queste crisi, pensate allo Statuto dei lavoratori, proprio su quest'ultimo, siamo al 70, è un tentativo di risposta a queste domande. Pensiamo per l'appunto alle regioni e il modo in cui Orcalli cerca di ragionare sul senso e le ragioni fondamentali delle istituzioni della regione è proprio questo. Adesso ci vado. Pensate ai partiti politici europei, è una cosa che sottovalutano tutti, ma questa domanda, questa spinta di democratizzazione porta i partiti politici europei per la prima volta, i partiti confederati, si formano proprio in questi anni. Il primo è il Partito Socialista nel 74, il Partito Popolare nel 76, i liberali ancora nel 76, cioè cercano di darsi una struttura europea per rafforzare, per rispondere in qualche maniera alle sollecitazioni democratiche che vengono dal basso. Anche a livello europeo. I partiti avevano questa fondamentale funzione di essere il canale, lo sapete benissimo, il canale di comunicazione tra la società civile e le istituzioni. E quindi se vogliamo costruire istituzioni salde, dobbiamo costruirle attorno a quel soggetto che le istituzioni va ad animare, cioè i partiti politici. Va da sé che non è più così da parecchio tempo, ma questa è un'altra vicenda. Pensate anche come tentativo di soluzione, diciamo così, a questo quadro di crisi diffusa e progressiva, tentativo che è quella della cooptazione del Partito Comunista Italiano di fronte a questa situazione, che non è il compromesso storico perché è la proposta comunista, ma sono i governi di solidarietà nazionale 76-79, dove il PC non entra mai al governo, entra in maggioranza soltanto per il tragico evento del rapimento Moro, però è un tentativo di dire portiamo un terzo del paese che vota il PC a sostenere le istituzioni in un momento in cui sono sotto attacco, sotto tutti i punti di vista. Insomma, l'ossessione del tema della crisi, come sapete, è piuttosto importante. Allora, cerco di andare velocissimo. Le regioni. Orcalli richiama alcuni elementi, uno dei quali ve l'ho detto, diciamo così, la necessità di uno statuto votato in maniera larga e condivisa. Però quel tipo di pensiero è un pensiero che ha una tradizione fortissima dentro il movimento cattolico. Ve lo richiamo velocemente perché immagino in qualche maniera ne abbiate piena cognizione. Cattolico innanzitutto. Cioè l'idea nasce da una profonda e radicata cultura
antistatalista, l'horror statuali, se la chiamavano allora appunto i cattolici, cioè una diffidenza fondamentale nei confronti dello Stato ed una valorizzazione di tutti gli elementi, di tutti quei corpi in qualche maniera intermedi tra l'individuo e lo Stato. In più, questo ha a che fare con la Chiesa Cattolica diciamo così, nel suo complesso. Nel caso italiano c'è un problemino, che è il 20 settembre del 1870, cioè la presa di Roma, che chiude una fase che non è solo italiana, perché lì finisce una svolta epocale, lì finisce il potere temporale dei papi. Non esiste più da lì in avanti il potere temporale dei papi, ma in Italia naturalmente ha un peso particolarmente rilevante, per cui la diffidenza nei confronti di voi sapete benissimo, cioè la reazione del Papa io sono prigioniero dello Stato italiano, non è esattamente una cosa molto, diciamo così, in grado di dare il consenso dei cattolici alle nuove istituzioni che stavano nascendo. C'era un conflitto pesante da questo punto di vista, che condiziona il rapporto con lo Stato italiano. Ma c'è un regionalismo tutto democratico cristiano, e il più importante esponente di questo naturalmente è Luigi Sturzo, il quale però non era un regionalista, era un municipalista. Cioè nel momento in cui ragiona sulle autonomie locali ha sempre in mente i municipi, ancor più e prima che le regioni. E questa è una caratteristica del sistema del regionalismo, diciamo così, dell'autonomismo, scusate, italiano. E poi il personalismo, cioè l'idea che questi corpi intermedi che ci sono tra la persona, l'individuo, diciamo così via, e lo Stato siano i luoghi in cui la personalità dell'individuo può trovare veramente la piena esplicazione e la sua potenzialità può essere in qualche maniera tradotta in atto. E quello è il principio personalista, è uno dei principi che incarna in qualche maniera, informa i nostri articoli della Costituzione proprio su questo principio, cioè la validità dei corpi intermedi, dalla famiglia fino ai partiti politici, alle associazioni culturali, ai sindacati, a tutte le realtà collettive, perché il principio è non l'individuo in sé per sé, monade dispersa, diciamo così, che non ha relazione con gli altri, ma è proprio nella relazione con l'altro che si può costruire e definire la propria personalità in modo pieno. Anche questo ha a che fare con la regione, e Orcalli individua 4 punti fondamentali per cui questa regione in qualche modo, ragionando sulla regione veneta, è fondamentale in quegli anni. Innanzitutto il rifiuto di questa riforma come una riforma puramente tecnica e burocratica. È una questione politica, e lo dice subito, giustamente. È un'articolazione delle competenze, ed è un'articolazione delle competenze che va a favore anche del governo e dello Stato nazionale, perché finalmente potrà occuparsi delle questioni nazionali e potrà occuparsi delle questioni internazionali, mentre le realtà locali avranno appunto la possibilità di legiferare. In questo senso non è tecnico-burocratico, proprio per la sua capacità legislativa. L'importanza delle politiche economiche, è stato già richiamato il tema, vi cito velocissimamente 4 righe di un suo discorso del 6 luglio del 70. La Regione assume un ruolo decisamente importante, avendo la possibilità di confrontare, elaborare e integrare le scelte politiche della programmazione economica, cioè l'idea è di inserirsi dentro il quadro della programmazione economica a livello naturalmente nazionale, inserendosi sul piano regionale, naturalmente, quindi una programmazione economica regionale con quella nazionale, realizzando in tal modo non solo una più stretta collaborazione di diversi livelli, ma anche offrendo allo Stato la possibilità di piani e di interventi di sviluppo che siano incisivi e più aderenti alle esigenze necessariamente diverse delle singole località. Vanno intese insieme, non sono 2 rette parallele o divergenti, vanno intese insieme. L'importanza delle regioni come risposta alla crisi istituzionale, anche qui, permettete qualche appunto citazione veloce, così vado più veloce rispetto al mio eloquio. 10 dicembre del 1970. Parte da qui, dalla crisi della famiglia. La crisi della famiglia nel costume e nelle strutture, il diversificarsi della società civile nella sua composizione interna, la frattura crescente, interessante anche il linguaggio, fra i nuclei nuovi dell'organizzazione sociale e la rappresentatività dei poteri politici, l'inadeguatezza del Parlamento a garantire la difesa degli interessi nazionali e contemporaneamente a riconoscere e risolvere la molteplicità delle esigenze locali. Tutto questo ha creato la crisi dello Stato centralizzato, e le regioni sono una risposta a queste crisi. Attenzione,
l'attuazione delle regioni in quel momento, ma noi sappiamo che le regioni sono una riforma prevista nella Costituzione di 22 anni prima. 22 anni, per quanto l'Italia sia un paese dal punto di vista delle riforme lento, 22 anni qualche sospetto ce lo danno. Io leggendo qualche articolo, un articolo che annunciava questa giornata di oggi, mi è venuto un po', c'è stato, diciamo così, c'è una sorta di trasposizione, lezione prima che si fa agli studenti di storia. Mai trasportare il linguaggio, la sensibilità di oggi al tempo passato, perché il rischio è di non comprendere, ovviamente poi è una cosa banalissima, non comprendere il passato. Ecco, se si dice che dal 48 al 70 c'è stata una resistenza romanocentrica, direi che non si capisce esattamente il problema dell'attuazione, anche perché, allora spieghiamoci, la riforma regionale, in senso regionale, nella Costituzione era introdotta la Democrazia Cristiana, che dal 48 al 70 ha il governo della nazione come forza assoluta di maggioranza, non si capisce per quale ragione dovrebbe esserci, diciamo così. Il problema naturalmente qual è? Va da sé, è il fatto che in Italia c'è un partito complicato da gestire sul piano del consenso, che è molto forte in alcune aree geografiche, e questo naturalmente pone un problema di rapporto tra realtà locali e governo nazionale. Siamo nel contesto della guerra fredda, e questo è il motivo per cui ci vogliono 22 anni. Scusate, io sono romano, va da sé, non mi metto a difendere Roma, anche perché devo dire che è una città abbastanza indifendibile. Quindi, però, ecco, nel 2024 leggere che le regioni non si fanno perché c'è una ricostanza, diciamo, del potere romano, mi sembra una cosa che non ha molto senso. Finita la battuta. Il tema europeo, altro elemento. È una cosa interessante quella che dice Orcalli, sempre in questa relazione del 10 dicembre del 70, se non sbaglio. Cito, nuova Europa costruita sul riconoscimento delle realtà locali. È questo un'altra delle ragioni per cui si fanno le regioni. Anche l'orizzonte europeo diventa centrale in questa prospettiva. E allora, ancora una volta, un po' come, la metto così dentro un calderone unico, è un po' come il discorso che si faceva sui partiti confederati. È sempre un tentativo di rispondere a livello europeo a processi, a una richiesta di democratizzazione che viene dal basso e che investe anche le istituzioni comunitarie. E però c'è una specificità che le altre regioni non hanno, ci dice Orcalli, e cioè che il Veneto ha una sua tradizione autonomista forte, e ovviamente la radice è la Repubblica di Venezia. E però come lo dice? È interessantissimo questo come lo dice. Interessante dirlo oggi nel 2024, scusatemi, ma questo... Sì, no, appunto, insomma, c'è una ragione per cui viene richiamato, però no, l'attenzione non era tanto su questo quanto proprio sul il modo in cui lo giustifica. Cioè, la Repubblica di Venezia, quell'autonomismo è stato il nucleo, cito, nucleo attivo del processo unitario dello Stato italiano. Non è solo autonomismo, è anche motore, forse qui magari un po' esageriamo, però insomma un aspetto importante del processo, decisamente importante del processo unitario. E qui questa prospettiva regionalista quindi si lega alla valorizzazione dell'idea di nazione. È interessante, molto, anche perché riprende tutta un'elaborazione. Guardate, ci sono dei passaggi che sono veramente interessanti, cioè, e sono in linea con l'elaborazione del mito della nazione della Dicide gasperiana. Cioè noi finalmente siamo la classe dirigente cattolica capace di, ve lo faccio veramente brevissimo, capace di colmare quello iato che si era costruito tra il paese reale e il paese legale, che il paese, cioè che aveva un'anima cattolica e aveva però una classe dirigente anticattolica. Finalmente noi siamo la classe dirigente che può in qualche maniera unificare, ma lo facciamo in nome del Risorgimento, perché si diceva, una delle tante citazioni possibili in questa elaborazione su cui la DC spenderà parecchio tempo, parecchie energie, tutto ciò che c'era di buono nel liberalismo, nel socialismo democratico naturalmente, nel repubblicanesimo, aveva un'unica sorgiva, si diceva allora, cioè il Vangelo. Le radici fondamentali di quelle culture politiche sono nei precetti evangelici. Era un modo per dire, prendono dal nostro bacino
Vero o falso che sia, non è importante questo. La cosa importante è che l'idea, finalmente noi siamo legittimamente una classe dirigente che può sanare un problema che l'Italia ha sempre avuto dal momento in cui si è fondato come Stato. E Orcalli nel 70 riprende e celebra Mazzini, ma celebra Mazzini nella ricorrenza del 20 settembre del 1870, che nella coscienza cattolica non è esattamente una celebrazione da fare, come potete immaginare. Eppure la celebra, perché è un passaggio importante nella costruzione, fondamentale nella costruzione dello Stato unitario. E celebra Mazzini ancora una volta nel centenario della nascita di Mazzini. E Mazzini era un anticattolico, però, era un religioso. E infatti come lo valorizzano? Come colui che è stato capace di spiritualizzare il Risorgimento. L'elemento religioso a fondamento, diciamo così, della conquista dei diritti politici, che non è per niente banale. Qui c'è poi un altro passaggio ulteriore, che è quello della valorizzazione della Resistenza, che fa Orcalli. Cioè, la Resistenza, anche qui si lega a tutto nell'elaborazione della DC, fa in maniera intelligente, che non solo la DC, cioè la Resistenza come secondo risorgimento. Cioè il risorgimento sociale che non c'era stato e che si unisce al risorgimento politico, che in qualche maniera porta il contributo delle masse alla costruzione dello Stato italiano. E allora, questo legame, anche qui cito velocemente, sempre il 6 luglio del 70, un pensiero a coloro che del Veneto portarono avanti il nome donando il loro personale contributo alla causa dell'unità italiana e della guerra di liberazione, insieme. E non intendo con ciò parlare tanto dei grandi nomi, dei martiri o degli eroi, quanto dell'opera oscura, ma non misconosciuta, di chi ha condotto giorno dopo giorno una sua vita sempre uguale, trovando in se stesso la forza di accettare proprio questo ruolo e sentendo crescere dentro di sé certe convinzioni che, confrontate o modificate poi nella vita di comunità, formano le grandi idee, creando le nuove situazioni, perché lo sappiamo, la storia si costruisce a livello di popolo. È proprio qui. Cioè l'idea, finalmente la Resistenza ha portato un contributo che era stato assente nel processo risorgimentale. E in un'altra occasione parla del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè dell'organo politico che rappresenta la Resistenza, come di una forza morale, ancor prima che politica, capace di essere il motore di costruzione della nuova Italia post-fascista. A me non sembrano parole banali, per niente. Detto Don Doroteo, per niente. Sempre negli anni 70 e sempre a livello regionale, sempre nell'idea di una regione che cerca di rispondere alle crisi della società italiana, anche della crisi dei partiti, e sui partiti abbiamo espresso dei giudizi, ve ne riporto solo qualcuno, ma su alcuni partiti è veramente clamoroso, anche al limite, diciamo così, dell'offesa, devo dire, non so come abbiano potuto continuare a dialogare, perché il Partito Repubblicano viene definito un partito che ci sta rompendo l'anima, scusate, perché cito, ci sta rompendo l'anima, che, cito, non ha mai rappresentato granché sulla scena politica italiana. Non penso che sono Spadolini, forse non deve essere esattamente contento, o la Malfa, di sentirsi definire così. Il Partito Socialista Italiano viene definito un partito fenomeno da baraccone. Citazione. È un partito con cui si è collaborato almeno, diciamo così, dal 63 in maniera organica al governo. Insomma, perché? Perché ovviamente, adesso non ve lo sto a dire, ma insomma, ovviamente la storia del Partito Socialista lo confronta con la socialdemocrazia tedesca, con i socialisti francesi, con quella scandinava, aggiungerei, lui non lo dice, ma aggiungerei il laburismo inglese, cioè socialismo pienamente democratico, mentre il nostro Partito Socialista è stato a lungo alleato dentro la logica dei fronti popolari, alleato con il Partito Comunista, e poi sempre in qualche maniera sospeso tra una collaborazione. La sensazione che il nemico alla fin fine fosse sempre la DC e non, pur collaborando dentro. È una cosa, gli ultimi lavori che sono usciti negli ultimi anni sul sentire dei dirigenti socialisti emerge proprio chiaramente. In realtà la grande diffidenza era soprattutto nei confronti della democrazia, diffidenza reciproca, sia chiaro, però è interessante. Allora vado a chiudere, così. Vero? Posso 2 minuti? Scusate. No, so che non è vero, ma apprezzo tanto. Lei ha una grande capacità di
di attirare l'attenzione, perché la stiamo ascoltando tutti molto attentamente. Voi non sapete che cosa bisogna fare per attirare l'attenzione degli studenti universitari di oggi. Il giocoliere bisogna fare. Quindi. Ma c'è una signora che... Esatto, infatti la dottoressa Gios. Vado a conclusione allora. Vado su un punto che era quello che avevo inizialmente detto, chiuderò con questo, il referendum del 74 sul divorzio. Perché Orcalli lo lega, è una cosa secondo me veramente interessante, lo lega alla prospettiva della costruzione di una società nuova, cioè non legge semplicemente come la sconfitta dei democristiani, anzi dice attenzione, noi, dice una cosa interessantissima, a chi minimizzava il significato politico della cosa dice non state capendo, questo referendum ha un significato politico, è un macigno, ha un significato politico netto, però la DC in sé per sé non è stata quella che ha attivato il referendum, è il mondo cattolico naturalmente che l'ha voluto. La DC è sempre stata, anche lo stesso Fanfani, dice Orcalli, ha detto di aver firmato a titolo personale, non come segretario della DC, va da sé che è complicato lì distinguere le due parti, però lui dice, a questo punto, una volta che abbiamo avuto questo risultato, abbiamo due strade, o essere una forza di testimonianza e destinarci ad essere quello che la società dovrebbe essere, pur sapendo che non è, un dover essere che noi testimoniamo, oppure continuare ad essere la forza guida del paese, se vogliamo essere questo, e ci dobbiamo rinnovare radicalmente. E lui è interessante perché lui muore prima della segreteria Zaccagnini e di tutti i passaggi che ci saranno dopo, chissà come avrebbe interpretato, non credo positivamente, ma insomma non lo so questo, su come avrebbe detto questa cosa. Allora chiudo con questa citazione: il 12 maggio c'è una nuova società e la domanda che si fa può essere guidata dalla stessa classe dirigente? Dice lui stesso e di sé, è Fanfani, Rumore, Andreotti, Orcalli, parla in terza persona, cito, sono gli uomini adatti a portare avanti questa società che è diversa da quella che abbiamo gestito fino adesso, proprio perché il referendum è una sfiducia nei confronti dei partiti e della classe dirigente. E poi lui si domanda, figuriamoci che cosa potrebbe accadere se si facesse, qui ha una previsione, diciamo così, futura, se si dovesse fare un referendum sul finanziamento dei partiti, quello che potrebbe accadere. Cioè il punto è, questi referendum ci stanno restituendo un dato, la società non ha più fiducia in noi e noi dobbiamo rispondere a questa sfiducia. Grazie professora Canfora per questo bellissimo affresco che ha fatto sulla Prima Repubblica e su come appunto il presidente Orcalli si è inserito nell'ambito di quel contesto che diciamo che ci ha fatto capire l'importanza sua all'interno della democrazia cristiana. Infatti qui ci addentriamo a presentare la terza relatrice, che è la professoressa Concetta Argiolas, che io saluto, che ho conosciuto, perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla quando sono andato all'Istituto Storico Don Sturzo, all'archivio Don Sturzo, perché devo dire che l'autrice del libro che verrà consegnato alla fine di questa diciamo, giornata ha avuto l'intuizione di iniziare questa ricerca dall'archivio storico Don Sturzo, in quanto aveva percepito l'importanza di Orcalli come personaggio politico della democrazia cristiana. Evidentemente la dottoressa Carniello aveva appunto colto questo aspetto e quindi prima di iniziare proprio il suo lavoro sulla figura di Orcalli, ha ritenuto importante fare una ricerca all'archivio Don Sturzo, e questo archivio devo dire che è stato, diciamo, questa ricerca è stata fruttuosa grazie anche alla professoressa Argiolas che presento,
è direttrice appunto dell'Archivio Storico dell'Istituto Sturzo di Roma, la cassaforte della storia politica degli esponenti del Partito Popolare e della Democrazia Cristiana. Archivista, allieva del grande storico del movimento cattolico Gabriele De Rosa, la dottoressa Argelas ha pubblicato oltre 30 saggi su temi storici e archivistici e ha curato numerosi volumi, tra cui quelli dedicati a Luigi Sturzo e alla Rerum Novarum. Esperta in conservazione e valorizzazione della memoria, giornalista, pubblicista, studiosa di storia, psicologia e antropologia, si dedica con passione all'indagine bibliografica e dell'umano essere. Grazie alla sua formazione e alla sua particolare sensibilità e attitudine alla dimensione psicologica, sa rendere vive le carte attraverso le tracce documentali ordinate e collegate da un archivio. La dottoressa Argelas riesce a ricostruire e a restituirci la psicologia delle persone e la complessità delle loro relazioni nella trama degli eventi. Fondamentale, ecco appunto vi dico, è stata la sua guida nella ricerca d'archivio su Vito Orcalli, svolta sia all'interno dell'archivio storico Sturzo, di cui ora ci parlerà, sia dell'archivio storico del Senato e della Camera dei Deputati. Prego, dottoressa, a lei la parola. Grazie. Io mi scuso innanzitutto per l'involontaria assenza che mi impedisce di essere lì con voi a Venezia come avrei desiderato, e rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti e un sentito ringraziamento al Presidente Ciambetti, al Dottor Valente, alla Dottoressa Carniello e agli organizzatori tutti per aver voluto inserire in questo convegno su Vito Orcalli una riflessione sulle fonti, invitandomi a presentare quelle dell'archivio storico dell'Istituto Luigi Sturzo, che ormai è un luogo di riferimento quasi obbligato per gli studi sulla storia del movimento cattolico in Italia, come hanno anche testimoniato le proficue ricerche condotte per questa occasione proprio dalla dottoressa Carniello. A partire dalla lunga presidenza di Gabriele De Rosa, negli ultimi 30 anni l'Istituto, fondato da Sturzo nel 1951, ha rivolto un instancabile impegno a recuperare e riordinare una serie di fondi archivistici al fine di riunire attorno all'originale e fondamentale nucleo rappresentato dall'archivio di Luigi Sturzo questa significativa documentazione sulla storia dei cattolici italiani in politica, dalla Rerum Novarum al fascismo, alla Grande Guerra, alla ricostruzione dello Stato repubblicano fino ai giorni nostri. Questo patrimonio, custodito nel 500° Palazzo Baldassini nel centro storico di Roma, conta oggi 2 chilometri lineari di documenti provenienti da più di 80 fondi archivistici, tutti di natura privata e dichiarati di notevole interesse storico. Bastano i nomi di Luigi Sturzo, Giovanni Gronchi, Mario Scelba, Attilio Piccioni, Emilio Colombo, Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli, per capire che si tratta di archivi di personalità che hanno lasciato un segno nell'evoluzione culturale, politica e civile e non solo del nostro paese. Oltre a questi archivi di persone, a questi ed altri archivi di persone, l'Istituto conserva poi anche l'altra importante tipologia di archivi, che è quella dei partiti. Dico partiti perché forse non tutti sanno che oltre al ben noto archivio della Democrazia Cristiana e dei 2 gruppi parlamentari di Camera e Senato, l'Istituto custodisce anche gli archivi del Partito Popolare Italiano, del Partito della Sinistra Cristiana e del Movimento Democratici Ulivo, per un totale di ben 6 fondi di partito. A questi vanno poi aggiunti i fondi di circa 25 comitati locali della Democrazia Cristiana, recuperati grazie a una capillare attività di individuazione promossa a livello periferico. È un risultato che ci rende molto orgogliosi se si pensa che da un punto di vista archivistico il partito
grande protagonista del XX secolo, rappresenta una categoria immensa e di grande importanza, la cui documentazione è però molto sfuggente e difficile da recuperare, al punto da porre in modo reale e talvolta drammatico il problema della sua conservazione, che vede impegnati in prima linea proprio gli istituti di cultura. Ed è il caso, per esempio, delle vicissitudini dell'archivio della Democrazia Cristiana. Basta pensare che l'iniziativa del partito di costituire un proprio archivio storico è nata solo nel 1990, con il recupero del materiale dalle soffitte di Palazzo Sturzo all'Eur fino alla destinazione all'Istituto Sturzo nel 1994. Questa documentazione ufficiale del partito, da intrecciare naturalmente con quella dei fondi dei suoi protagonisti, trova poi il suo completamento con le carte prodotte dall'Ufficio Studi, Propaganda e Stampa, noto come SPACE, anch'esse pervenute nel 1994 insieme al materiale propagandistico del partito per un totale di 400 pellicole, 1500 audio, l'unica collezione completa dei 1300 manifesti elettorali del partito, più di 100.000 fotografie, incluse quelle del quotidiano Il Popolo, i volantini, il materiale grigio con opuscoli, stampa quotidiana e periodica e molti gadgets. Insomma, tutta una complessa e articolata collezione di fonti che negli anni si è aggiunta alle fonti documentarie tradizionali e spesso anche alle biblioteche degli stessi titolari, dando vita a una raccolta da poter continuamente integrare e confrontare e che sempre più si caratterizza per la sua unicità e per il suo rilievo culturale, sociologico, antropologico e spesso anche artistico. Chiaramente questa ampiezza cronologica e tipologica è tale da permettere di ricostruire non solo la storia della Democrazia Cristiana, ma prima ancora quella del movimento cattolico di inizio secolo, poi sfociato nell'esperienza del popolarismo sturziano. Ora, senza addentrarmi in queste storie, vorrei però qui segnalare alcune piste di ricerca a dimostrazione della sorprendente articolazione di questo materiale. La ricostruzione delle vicende del primo impegno dei cattolici in politica non può, per esempio, prescindere dai fondi Sturzo, Spataro, Bronchi, Ferrara, Coccia, Secco Suardo, Filippo Meda, che offrono un ampio ventaglio di posizioni in seno al popolarismo e permettono di ricostruire anche i rapporti politici e anche umani intercorsi tra i protagonisti. Lo studio poi dei successivi avvenimenti dei patti lateranensi, della guerra d'Etiopia, della guerra civile spagnola, delle dittature, della grande guerra mondiale, non può prescindere poi dalla consistente documentazione della parte del Fondo Sturzo relativa all'esilio inglese e americano, che è sicuramente tra le più interessanti per la ricostruzione degli ambienti frequentati all'estero e per il dibattito di alto valore civile e morale intercorso tra Sturzo e intellettuali come Maritain, Bernanos, Dempf e molti altri. Ed è grazie a questa transnazionalità della documentazione che sono molto lieta e approfitto per comunicare che l'archivio di Luigi Sturzo è oggi candidato a divenire patrimonio dell'UNESCO. Anche poi la non meno complessa storia della Democrazia Cristiana può infine essere ricostruita attraverso l'intreccio della documentazione ufficiale del partito con quelle delle fonti dei suoi protagonisti, consentendo un proficuo confronto delle diverse, a volte contrastanti posizioni in seno al dibattito interno, dal ruolo svolto da Giuseppe Spataro nel ricucire le file dei cattolici, al centrismo di Mario Scelba, alla difesa dell'interventismo statale di Giovanni Gronchi, alle intransigenti critiche di Sturzo, all'impegno europeo e internazionale di Emilio Colombo, ai contributi intellettuali e giuridici di Sergio Paronetto, Attilio Piccioni e Guido Gonella, ai rapporti con l'Azione Cattolica di Vittorino Veronese o
con la base di Giovanni Marcora e Luigi Granelli e alla settantennale attività di Giulio Andreotti, fino alla nascita del nuovo Partito Popolare Italiano nel 1994 e alla successiva confluenza nella Margherita. Oltre a questa lettura cronologica, il nostro patrimonio si presta però anche a una lettura, ad altri tipi di lettura, per esempio a una lettura di tipo territoriale, con la possibilità di intrecci e approfondimenti a livello locale, come nel caso di Vito Giuseppe Galati, Gennaro Cassiani per la Calabria, Luciano Dal Falco per il Veneto, Stanislao Ceschi, Giacomo Sedati, Cleio Darida, oppure internazionale ed europea, come nel caso dei già citati Scelba, Gronchi, Colombo, Andreotti, Veronese, Piccoli, Malvestiti e Belci. Penso poi anche ad alcune specifiche sezioni tematiche della realtà cattolica italiana a cui l'istituto ha dato vita, come quella dedicata al giornalismo cattolico con i fondi di Zuppi, Scandaletti, Giuseppe San Giorgi, Clelia Dinzillo, Nino Badano, l'Unione Cattolica Stampa Italiana e le collezioni redazionali delle testate Il Popolo e Il Centro. O ancora alla sezione dedicata agli intellettuali come Giuseppe De Luca, Antonino Anile e con gli archivi e le biblioteche di due dei più alti rappresentanti della cultura cattolica italiana, Gabriele De Rosa e Pietro Scoppola. Ma penso anche al nucleo archivistico dedicato alle donne cattoliche come Maria De Unterrichter, Angelina Cingolani Guidi, Maria Cocco, Maria Eletta Martini, Franca Falcucci, Tina Anselmi, Maria Luisa Paronetto Valier, fino a Silvia Costa, tutte donne che in tempi e situazioni diverse hanno comunque tutte saputo rispondere con valori sempre molto chiari agli interrogativi della modernità. Ora, questi percorsi cui ho accennato in modo molto veloce sono solo semplici suggestioni di letture che attraverso la trasversalità della ricerca a cui si prestano sono però capaci di testimoniare le straordinarie potenzialità di confronto, incrocio e intersecazione di questi documenti senza il rischio di percorrere strade già note. Ed è proprio per testimoniare queste potenzialità di ricerca che concludo richiamando l'attenzione su un'altra possibile lettura del nostro patrimonio a me particolarmente cara. Come abbiamo visto, non c'è dubbio che questa ricchezza di documenti, anche sotto il profilo tipologico, offre l'opportunità di conoscere le diverse anime del partito, di discutere il tasso o di integralismo presente in questo o quel politico, di privilegiare il momento della elaborazione ideologica rispetto a quello dell'azione politica e organizzativa e molto altro ancora. Se poi però si ha la sensibilità di saper leggere e consultare questi documenti e anche il modo con cui essi sono stati conservati, si possono coprire alcuni vuoti e far luce su aspetti trascurati. Si tratta cioè di saper cogliere la caratterizzazione personalistica, cioè direi anche la psiche sottesa alla gestione delle carte e quindi capace di condizionare la struttura anche dell'archivio, non sottovalutando neanche l'atteggiamento psicologico legato alla natura stessa del documento che è di per sé espressione e memoria di una persona. Penso per esempio ai carteggi, agli appunti e soprattutto alle agende, ai diari, che sono esperienza della coscienza di chi li ha scritti, intesa come evoluzione, come nutrimento spirituale, attraverso il quale marcare il senso della propria attività o ancor più del proprio percorso di vita. Un percorso nel quale attraverso i temi del ricordo, del rapporto con il passato e con il presente, della percezione di sé e del proprio tempo, del desiderio anche di lasciare traccia della propria esistenza, si saldano pubblico e privato, avvenimenti della grande storia e sfoghi dell'animo. Se dunque si ha la voglia e soprattutto la capacità di seguire anche questo approccio
approccio, allora si può andare anche al di là delle biografie per rintracciare alcuni filoni di ricerca di grande significato umano. Non dimentichiamo infatti che si tratta di archivi privati, personali, che come tali offrono una documentazione che può rivelare comportamenti interiori e aspetti inediti della personalità dei titolari. E ciò ritengo, e non lo smetterò mai di ripetere, non è meno importante, se è vero che prima che politici e componenti di un partito, essi sono stati e sono soprattutto persone con le loro convinzioni, forze, capacità e con le loro umane debolezze. Valga qui per tutti l'esempio dell'archivio di Sturzo, con le sue 6.344 pagine di inventari. Tutte le carte, studiate insieme nella loro completezza, ivi comprese le lettere e le poesie, perché Sturzo scriveva anche poesie, svelano infatti preziose indicazioni sui fattori personali, umani, più intimi e spirituali della biografia del sacerdote. Penso per esempio al controllo costante e alla meticolosità quasi ossessiva con cui gestiva il tempo e i rapporti con gli altri, così come emerge dalla corrispondenza e dalla sorprendente minuziosità delle sue agende. Penso alla scrupolosa attenzione che riponeva nella conservazione dei suoi scritti, così come emerge dalla struttura del suo immenso archivio. Nulla doveva sfuggirgli, tutto veniva annotato, ritagliato e ordinatamente archiviato. E penso ancora alla continua verifica alla quale sottoponeva le indagini e gli studi, di cui trattava solo quando li aveva sviscerati in tutti i dettagli e se n'era impadronito a fondo, così come dimostra l'immensa mole di documentazione conservata di cui si avvaleva per la loro elaborazione. Ora, si tratta di tutti i tratti umani sui quali pure, secondo me, in un tempo così complesso e dispersivo come quello che viviamo, che poco o nulla riserva alla ricerca interiore, secondo me vale la pena di riflettere, a conferma delle insospettate potenzialità di approfondimento che gli archivi di persona possono offrire, quali veri e propri testimoni non solo dei momenti pubblici, ma anche della personalità dei loro titolari e quali i principali custodi, direi anche, delle loro anime. Grazie. Grazie professoressa per averci un po' fatto conoscere e svelato qui ai presenti diciamo, la ricchezza del vostro archivio, che può essere appunto fonte di altre ricerche qui nel Veneto per altri personaggi politici che hanno diciamo, dato lustro a, diciamo, alla Prima Repubblica. Grazie. Grazie a voi. E passiamo adesso, volevo ricordare che proprio 50 anni fa, proprio il 18 ottobre del 1974, moriva il presidente Vito Orcalli dopo 2 giorni, domenica il 20 ottobre a Mestre, furono celebrati i funerali nella chiesa di San Lorenzo Giustiniani, presieduta dalla loro patriarca di Venezia, Albino Luciani, e a pronunciare l'orazione funebre fu il presidente del Consiglio dei Ministri, Mariano Rumor. Ecco, io a questo punto volevo, visto che abbiamo così un po' concluso la parte, diciamo, chiamiamola scientifica, del ricordo del presidente Orcalli, vorrei un po' dare la parola ai familiari e ai testimoni per ricordare brevemente appunto la figura del presidente. Prego, chi vuole, se vuole la famiglia o vogliamo iniziare da qualche testimone. Qui abbiamo per esempio l'architetto Posocco, che ha contribuito anche lui e lo ha conosciuto molto bene perché è stato il suo collaboratore, adesso
l'avvocato Mora è uscito un attimo, anche lui è stato un suo collaboratore. Prego lei, prego, scusi. Il microfono, prego, prego, perché tutto il registro. Scusa, basta, sì. Adesso arriva il nostro assistente. Io l'ho conosciuto da bambino perché era molto amico di mio padre e poi la famiglia abitava vicino a casa mia. Poi io sono venuto alla Fenice di Venezia, vero? E sono stato alla Fenice di Venezia e lui era qui in Italia. Dunque mi dicevano a volte, perché io ero, come si chiama, assistente, allora sono entrato alla Fenice di Venezia come posso dire, aiuto scenografo. Ma mi facevano fare un po' di tutto quanto, però dopo. Ma il discorso più importante era chi era l'uomo. Io lo incontravo sempre quando andavamo a messa, siccome era dell'associazione cattolica come mio padre, di come lui parlava, di come lui si rivolgeva alla gente. È quello che dovrebbero dire qua. Era un uomo meraviglioso, era un uomo pieno di umanità. Era un uomo che andava a parlare in chiesa quando c'era, lo sa che adesso andava a parlare in chiesa durante la funzione della messa. E poi aveva una qualità straordinaria, che diceva delle cose che non erano mai fuori posto. Scusatemi ai signori politici, ma spesso e volentieri dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Lui no, lui quello che diceva, lui lo faceva. Ragazzi, ecco quello che era l'onorevole, come io l'ho sempre chiamato onorevole, che lui mi diceva: Flavio, io sono un amico. No, gli dicevo, per me lei è l'onorevole Orcalli, anche se frequentavo i miei amici qua, che sono qui presenti, i suoi figli. Ragazzi, ricordatevi una cosa, aveva 3 qualità straordinario. Era un uomo, prima di tutto, distingueva la famiglia dal lavoro. In famiglia era una cosa, nel lavoro era un'altra. Adorava la sua famiglia, era un uomo che adorava gli amici, era un vero amico. Per niente, come si chiama? È il nostro amico Michele, con mio fratello, si sono inchiappettati tutto il specchio che lui aveva in cantina un pomeriggio. Eccole quelle che sono cose che sono da dire. E secondo me la cosa più importante del mondo è stata una cosa, che l'abbiamo perduta. Grazie signori. La ringrazio per questo suo intervento. Le posso assicurare che nel libro che le verrà donato, l'ha letto, tutto questo, queste caratteristiche, io l'ho letto anch'io. Devo dire che mi sono fatto quell'immagine che lei ha appena descritto. È chiaramente un'immagine molto importante. Infatti volevo chiudere poi l'intervento dicendo che lei mi ha un po' tolto le parole da bocca, che qui il Consiglio regionale dovrebbe essere appunto esprimere gratitudine per questo uomo. Per questo abbiamo fatto questa giornata, per questo l'abbiamo voluto celebrare, per questo abbiamo voluto dedicargli un libro. Non è cosa scontata, perché purtroppo gli anni sono passati, molte persone non ci sono più, si cerca di non ricordare e noi abbiamo voluto fare questo, operazioni di memoria,
perché questa persona doveva vivere non attraverso, come ho detto all'inizio, una lapide, ma doveva rivivere, e bisognava far capire alle nuove generazioni se quello che abbiamo adesso lo dobbiamo anche a lui. Ma guardi, solo la scelta di questo palazzo, solo il fatto che, guardi, c'è questa mostra che abbiamo inaugurato sul Grand Hotel che parla della, diciamo, fase anteriore della storia di Palazzo Ferrofini. Però mi dicono, e qui c'è anche l'architetto Posocco, con quanta rapidità lui scelse questo palazzo, si insediò perché volle seguire i lavori, e questa è una cosa, perché era un uomo veramente alla fine diciamo pratico, un uomo che era un concreto, e poi mi permetto di dire era un politico che capiva la missione. Io ho conosciuto sono da tanti anni, ma penso di aver conosciuto persone come lui che venivano tutti i giorni dalle 9 della mattina fino a tarda sera e seguivano tutto il lavoro, non solo il lavoro istituzionale, ma si preoccupavano anche del personale, si preoccupavano di tutta la vita del palazzo, e questo le posso garantire che leggendo quel libro io ho avuto quell'immagine. Ecco, e quindi mi perdoni, qui oggi abbiamo dovuto dare un taglio di tipo anche scientifico alla cosa, perché chiaramente l'uomo aveva anche un'importanza istituzionale elevata. Lei ha fatto bene a ricordare, infatti questo, diciamo, piccolo segmento che ho voluto dedicare a voi parte dal voler, diciamo, ricordare invece più l'uomo, più la persona. E quindi invito qualcun altro a, diciamo così, a dare la sua testimonianza. Mora, dai, avvocato Mora, a un microfono. Mora, buongiorno. A tutti. Devo alzarmi i piedi? No, Faccio più bella figura Volevo solo riferirvi all'intervento del professor Acanfora. Quando hanno parlato del voto contrario di un consigliere, che era Savoia. Angelo Savoia era un avvocato di Verona, una bravissima persona, indubbiamente, e il quale non ha votato contro lo Statuto Veneto, ha solo votato perché era di un partito diverso da tutti quelli che democraticamente erano rappresentati, ma il contenuto no. Questa era una delle... diceva avanti Savoia. Avanti Savoia, sì. Architetto, dai che tu ci hai dato tanto testimone. No, deve lui... Ma io improvviserò alcune cose. Sono d'accordo con il sentimento prima espresso, perché io, che non facevo politica, ero un tecnico, ero invece avvicinato da Orcali, che ho conosciuto allora, ancorché venissimo dalla stessa provincia, quella di Treviso, e Oderzo è proprio il centro e dalla stessa diocesi, forse cosa ancora più importante della provincia. Pensate che nel 1943 al Fadalto c'era il confine di Stato, a nord c'era il Grande Reich, perché la provincia di Belluno era stata aggregata dal Führer nel 1943 dopo l'8 settembre, mentre sotto c'era la Repubblica di Salò. In quel momento muore il vescovo, che era un monsignor Zaffonato, Beccegato, che era filofascista, e la Santa Sede, che aveva le idee chiare in proposito, gli nomina un nuovo vescovo giovane che era, diciamo, amico dei partigiani.
E lì nasce una problematica estremamente seria. Lo dico perché voglio dirvi l'ambiente in cui nasce il pensiero di Vito Orcalli, che per caso, essendo io allora un ragazzotto, ho potuto in qualche maniera intendere. E ecco, nella diocesi di Ceneda c'era l'acropoli comunista, che era il Cansiglio, con la divisione Nino Nanetti, che era proprio una delle più forti formazioni partigiane rosse dell'Alta Italia, mentre la pianura era in mano dell'Azione Cattolica. Giustamente lo ha detto il dottor Accampora, ha messo in evidenza questo substrato. Ecco, cosa succede in quel momento? In qualche modo, siccome la resistenza si volge sulle montagne in campagna, la città diventa un luogo secondario rispetto alla città e alla campagna. Ma la montagna e la campagna, qui nascono i nuovi personaggi. Guardate, io mi ricordo da Boccia, diciamo, ecco. Si può dire, forse mi capite, anche a Campora mi capisce, no? E i figli dei borghesi andavano al liceo classico di Vittorio Veneto, era l'unico tra il Piave e il Livenza. I figli dei contadini andavano in seminario, se avevano vocazione diventavano preti, se non ce l'avevano si prendevano la maturità, magari studiando di notte, andavano oltre, eccetera. Lì emergono dei personaggi di grande importanza. Vi dico alcuni nomi. A Vittorio Veneto c'era Enrico Opocher, che diventerà rettore dell'Università di Padova. Lui era del Partito d'Azione, erano 4 gatti partiti d'Azione, tutti laureati naturalmente. Lui era amico del Concetto Marchesi, ma c'era Bruno Martondi che diventerà sindaco di Treviso, eccetera. Altri ancora che non vi nomino. A Oderzo, piccola città, minuscola, ma c'era Pietro Feltrin, questo sì un ragazzotto all'epoca. Giuseppe Mazzariol, che diventerà importante a Venezia come capo, uno dei personaggi più importanti del Partito Socialista, e con lui un altro cenedese, cioè vittoriese, che è Agostino Zanon d'Albò, che sarà una delle menti qui a Venezia del pensiero azionista socialista. Naturalmente a Giuseppe D'Avanzo, l'architetto di Ponte di Piave, perché questi erano Tramotta, Oderzo e Ponte di Piave. Egidio Meneghetti ed alcuni nascosti sulle montagne o in campagna, ecco. A Vittorio c'era un giovane assistente di filosofia all'Università di Padova, Francesco Franceschini, onorevole, che diventerà uno dei protagonisti della tutela dei beni culturali, perché fu nominato dal ministro Gui presidente della Commissione per i beni culturali. Con queste persone dialogava Vito Orcalli. Io mi ricordo che lui mi mandava a chiamare per 2 ragioni. Una palese, che era la direzione del cantiere. Il cantiere all'inizio, Orcalli praticamente conobbe il progetto ma non le opere più di tanto, perché mancò troppo presto. L'altra nascosta, che ho pian piano scoperto, che lui aveva voglia di parlare con me, perché io ero un assistentino di urbanistica, e lui, che era uno dei teorici della programmazione, perché in quel momento, in quel dialogo culturale fortissimo che avveniva, il regionalismo e la programmazione, che erano gli slogan della DC e del liberalismo, voleva contrastarsi ed essere proposta alternativa rispetto al centralismo e alla pianificazione
rossa, questo era il modello, il grande dialogo culturale che poi arrivò col progetto 80 di Zolitti, altro personaggio importante di quel periodo. Vito Orcalli era interessato soprattutto sulle basi culturali e teoriche del nuovo Stato, della nuova democrazia che si andava organizzando. Ecco, secondo me il dialogo di quel periodo era ad un tempo politico e culturale, era un modello di società e un modello di economia e, per quanto mi riguarda, un modello di territorio. Noi di questo parlavamo e io sostenevo ovviamente, ma trovando in lui adesione, la tutela dei beni culturali, la tutela del paesaggio. La prima idea delle ville venete nacquero in quel momento e poi camminarono con le loro gambe, non più con quelle di Vito Orcalli, perché, ohimè, mancò veramente presto e ci mancò davvero, sia a quelli che la pensavano come lui, sia a quelli che la pensavano in modo diverso, sia a quelli che militavano in materie diverse e lontane dai suoi interessi, come può essere capitato a me. Ci siamo conosciuti, ci siamo molto parlati in quella sala dove c'è il segretario Ciambetti, guardando i quadri e dicendo che bisognava salvare in questo progetto tutta la memoria del Grand Hotel di quell'epoca, di nobili, di borghesi, di belle époque, di belle donne anche, che aveva proprio caratterizzato questo luogo. Grazie. Eraclea, e c'erano dei casoni. E questi casoni erano un impiccio, scusate il termine, ma per un ingegnere, Camillo Calzolari, che doveva fare i suoi lavori nell'azienda Fossalon, no scusa, nell'azienda Valevecchia. Intrigo. Era un intrigo, esatto, era un intrigo. E mi telefonano i carabinieri di Fossalon, sì, sempre scusa, di Valevecchia, e mi dice: ma lei è l'avvocato? Sì. E mi dice: può avvertire il signor direttore generale che qui lavorano delle ruspe e rischiano di buttare giù tutto, ma noi non sappiamo nulla. Cioè, ordine da Venezia all'impresa, ai braccianti che c'erano lì, che lavoravano e avevano da fare largo, e c'è il casone è una roba vecchia, buttiamola giù. E insomma, allora Orcalli mi dice: Mora, arrangiati, ferma tutto. Perché? Perché ora ho dovuto chiamare il prefetto, fare tutto un giro per poter dire ai carabinieri, non io direttamente, ma attraverso l'autorità costituita, che insomma avessero avuto un attimo di... Comunque c'era il no del nostro direttore generale, non mancava, è stato un momento di, di sospensione del ragionamento. E così si fermarono e si salvarono gli unici due che ci sono, perché altrimenti sarebbero stati anche quelli distrutti per via del suo pensiero. Era sempre stato. C'è l'onorevole Righi che vuole intervenire, che lui è stato testimone politico di quella stagione. Sì, intervengo anche perché qui credo di essere proprio il più anziano di tutti, in particolare dei miei carissimi amici e colleghi ex consiglieri regionali. E innanzitutto per esprimere un apprezzamento nei confronti del Consiglio regionale, del Presidente, del Consiglio di Presidenza e della Segreteria Generale per questa iniziativa. Ogni iniziativa
che riguarda ex consiglieri, noi come associazione, facendo parte anche del direttivo dell'associazione, è da parte nostra molto apprezzato. Perché giustamente ricordare una storia dell'istituzione, ma dentro una storia della nostra nazione, del nostro paese. Secondo ringraziamento ai relatori, io ho molto apprezzato sia l'intervento del Presidente, che è molto più giovane di me, aver ricostruito una storia della Democrazia Cristiana da un leghista mi passa una cosa veramente geniale. Geniale. No, della sinistra democristiana precisa. Democristiana. E in particolare apprezzamento per la reazione del professor Acanfora, perché mi ha fatto rivivere anche la mia storia personale, oltre a quella del mio partito, ma con una sinteticità storica che io ho apprezzato, essendo notoriamente una persona che non riesce a essere sintetico, ma oggi lo sarò, anche perché l'ora sta avanzando. Grazie anche alla dottoressa, perché io ho frequentato Via delle Coppelle, l'Istituto Sturzo, ed è un istituto glorioso, non solo perché ha un riferimento col padre della Democrazia Cristiana, l'onorevole Don Luigi Sturzo, ma perché è una miniera di raccolte politiche, di archivi, ma è anche una miniera di cultura. Non dimentico tutte le iniziative culturali, conferenze, dibattiti che nella sua sede si formano, si presentano, si concretizzano e ai quali molte volte io ho potuto anche partecipare personalmente. Grazie. Oggi sono troppo vecchio per essere ancora presente a Roma, ma diciamo una volta all'anno ce la faccio e di solito passo anche all'istituto. Vito Orcalli, io ho avuto la grande fortuna di conoscerlo personalmente, pur essendo giovanissimo. Mi sono permesso prima di mostrare una fotografia al professor Gabriele, suo figlio, e ringrazio anche gli altri familiari, ma io ho conosciuto personalmente Gabriele, che poi è diventato anche amico in sostanza, ecco, che è una foto del 1964, anzi no, 1962, dove un giovane delegato provinciale della Democrazia Cristiana, che sono io, Luciano Righi, è affiancato a Vito Orcalli e al grande presidente del CLN, perché organizza a Bassano una grande manifestazione sulla Resistenza. E Vito Orcalli, segretario regionale del partito, perché bisogna ricordarlo non solo come primo presidente di questo Consiglio regionale, ma anche come segretario regionale della Democrazia Cristiana, regionale, quindi coordinava tutti i partiti provinciali del Veneto, mi fa l'onore di essere presente. La foto lo testimonia. Lui ha fatto anche la Resistenza, però ovviamente il relatore principale era il presidente del CLN, e fu una grande manifestazione per dire che c'era anche un'attenzione particolare di questa persona, che lui ha raccontato da un punto di vista personale, ma questa umanità e però questa grande attenzione politica, lui la riversava non solo come grande coordinatore politico, elemento di mediazione, come abbiamo sentito illustrare, ma con un'attenzione particolare nei confronti dei giovani. E quell'attenzione particolare ha fatto sì che quella sterminata folla di giovani democristiani siano diventati quasi tutti o consiglieri comunali delle proprie comunità locali, ecco il richiamo al municipalismo sturziano, o assessori, o presidenti di provincia, sindaci, e qualcuno ha calcato, quei miei ragazzi di allora, ha calcato questa sede, qualcuno è arrivato fino al Parlamento nazionale. Per dire che c'è stata anche questa continuità, pur con tutti i limiti
le deficienze, le contraddizioni, sono state anche elencate, dei partiti, ma che erano comunque elementi di raccordo sostanziale fra la società civile e le istituzioni, tutte le istituzioni, dal Parlamento nazionale alla regione, alla provincia, al comune e anche agli aspetti associativi però, sia di carattere culturale che sociale, sindacati e quant'altro. E questo era un elemento costituente della vita dei partiti. C'era grande dibattito e i partiti, adesso mi riferisco ovviamente alla Democrazia Cristiana, perché la Democrazia Cristiana, per essere stata protagonista qui nel Veneto, in particolare con maggioranza assoluta, quando io entrai nella seconda legislatura, fui nominato anche immediatamente assessore regionale, ma in un contesto anche di grandi difficoltà, che però era anche il momento glorioso del decollo, no? La prima legislatura, lo ricordava bene il nostro grande dirigente dell'urbanistica, fu praticamente la scelta delle sedi, lo statuto, dove lui fu protagonista assieme al mio amico, e voglio ricordarlo, Marino Cortese, mio coetaneo, eravamo i 2 assessori più giovani della giunta regionale. E però è stato anche quel momento, diciamo così, di lancio, no? Pur in presenza delle brigate nere e delle brigate rosse, negli anni 70, anche del decollo. E io lo ricordo, fu la legislatura più, diciamo, che ha realizzato anche più leggi in totale, è la legislatura che aveva dato più leggi, perché era il momento del decollo, glorioso. Ecco, volevo presentare questi aspetti qua per ricordare una storia che io mi auguro comunque, nelle circostanze diverse che oggi viviamo, possa in qualche maniera trarre anche frutto di questa esperienza. E posso fare una lamentazione. Ecco, mentre noi avevamo una venerazione per questi personaggi che ci precedevano, io stesso quando fui parlamentare riuscii a portare a casa leggi importanti che nelle precedenti legislature non erano riusciti a portare a casa, mi rivolgevo ai miei predecessori con umiltà, con senso di deferenza per capire come mai, eccetera. Ecco, quello che io posso lamentare oggi è che nei confronti degli ex, parlo sia dei consiglieri regionali, sia dei parlamentari nazionali, non c'è questo atteggiamento. Anzi, c'è un atteggiamento contrario, di esclusione. È un peccato, è come se il figlio non riconosce il proprio padre. Ecco, l'appello che mi sentirei di fare, signori, gratuitamente noi siamo a vostra disposizione per darvi solo dei consigli, non abbiamo ambizioni, se non altro per l'età che abbiamo, ma se vi serve noi siamo pronti. Grazie a tutti. Bene, mi pare che aveva chiesto la parola uno dei familiari. Sì, grazie. E non solo per ringraziare per questa iniziativa che noi apprezziamo molto, ma anche per dare una piccola conferma dall'interno della famiglia di alcune cose che sono state dette qui, in particolare dal professore Acanfora. Una era la questione del legame col tema della programmazione. Ecco, mio padre sentiva moltissimo e come ha fatto in altri casi, io so queste cose, poi ero un po' come il telefonista a casa, no? Le telefonavano a casa e ero io che rispondevo al telefono. E una delle persone che telefonavano tantissimo a casa era il professor Innocenzo Gasparini, che era stato era il rettore della Bocconi ed era stato nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, che ha presieduto la regione di qualche anno. E c'era un rapporto tra Gasparini e mio padre quotidiano, insomma, Gasparini sentiva lui, insomma, più che sentire altre persone. Quindi questo ricordo che portava l'architetto Posocco del fatto che mio padre, siccome non poteva saper tutto evidentemente, no? Lui era laureato in pedagogia, quindi non era uno di quei politici che sapevano sempre tutto di qualsiasi cosa, ma si rivolgeva con fiducia alle persone che riteneva
preparata, e in questo caso era andata molto bene con il professor Gasperini, perché effettivamente era una persona molto preparata su questi argomenti. L'altro ricordo all'interno della famiglia quando si parlava del referendum sul divorzio. Lì posso testimoniare come era cambiato molto l'umore di mio padre, quando dopo che è venuto fuori questo risultato aveva capito benissimo che era cambiato tutto, insomma, che il mondo era cambiato, che non era più quel mondo a cui lui era abituato, dove aveva vissuto, aveva fatto politica per tanti anni, e viveva questa cosa con una certa tristezza. Io me lo ricordo a casa arrivare con un certo nervosismo, insomma, notavamo che era cambiato qualcosa, quindi noi non siamo una fonte storica, siamo soltanto una fonte familiare, di ricordi familiari, ma va a confermare alcune cose che lei ha detto molto opportunamente. Detto questo, volevo solo ringraziare appunto il Presidente Chiambetti, il Segretario, il Dottor Valente, per questa iniziativa, e se mi permettete vorrei ringraziare in maniera particolare la dottoressa Margherita Carniello, no? Facciamogli un applauso. Che ha lavorato non solo con competenza ma anche con molta passione su questo aspetto, che ha creato con noi famiglia un legame personale, tanto che ormai la consideriamo una di famiglia anche lei, insomma, a me ci dispiace molto che oggi non sia potuta essere qui presente, perché forse sarebbe stata una delle protagoniste principali della giornata. Detto questo, grazie molte. Comunque, grazie. Io ringrazio anch'io la dottoressa Carniello che ci sta seguendo da casa, che è stata comunque la regista di questa giornata, perché non si è sottratta alla sua infaticabile, diciamo, organizzazione che ha di tutti gli eventi, e le auguro veramente che possa presto tornare tra noi e continuare questo culto della memoria, dove anch'io, devo dire, sono complice perché ritengo che sia molto importante ricordare queste persone, in quanto sono i pilastri della nostra storia regionale, per quanto una storia, diciamo, relativamente breve, però sono già 50 anni e quindi sono già un periodo sul quale bisogna studiare, meditare, anche per dare alle future generazioni le basi per costruire il loro futuro. Grazie. Prima però di chiudere la mattinata, volevo dare un omaggio ai 4 figli. Ho ritenuto di... Devo scendere o... Sì. Sì. Ho ritenuto appunto di dare a voi un ricordo, ma un ricordo, diciamo, un ricordo vero, e quindi ho pensato di donare a ognuno di voi una stampa di Palazzo Ferrofini del Calabrò, visto e considerato che questa era la casa di vostro padre, che ha fondato vostro padre, ed è giusto che voi, ognuno di voi, abbia questo ricordo di Palazzo Ferrofini, che è stato che voi possiate, diciamo, cominciare, mettere nelle vostre case, come appunto la seconda casa di vostro padre. Insieme anche al libro di Palazzo Ferrofini, che chiaramente Palazzo Veneziano, Assemblea Legislativa dei Veneti, che
risplende ancora della scelta che fu fatta da vostro padre, perché l'architetto Posocco qua che può testimoniare una scelta non facile, la scelta di questo palazzo, una scelta di compromesso, vero? Non è un compromesso, è creativo. È una novità di sintesi. Esatto. Mi ha Cinque spiegato, palazzi mi ha spiegato insieme reinterpretati mi ha spiegato per l'architetto. dare un'identità alla regione. Questa era l'idea di Orcalli sul progetto. Come fare di 4 palazzi, tra l'altro a quote diverse, disordinati e poi anche rovinati dal Grand Hotel che aveva buttato giù Quasi tutte le sale di fuori. per fare il salone da ballo aveva tirato giù i muri maestri e un giorno stava per crollare la facciata sul Canal Grande perché i motoscafi che rosegava portavano via il sedime e vabbè Orcalli ha diretto, diciamo, dal punto di vista, era il committente, il progetto e l'inizio dei lavori per fare proprio la prima sala che è stata quella del Consiglio, perché il Consiglio era sempre al Palazzo Corner della provincia dove usava il salone e dove è stato fatto lo statuto, ecco, e Tomelleri, perché erano una coppia, no? Erano un po' il braccio e la mente i due, adesso non so se non lo ricordo. Concordo. Uno era il pensiero e l'altro però era l'azione, e quale azione? Due giganti tutti e due, no? E loro due effettivamente volevano che ci fosse la casa propria, almeno una sala dove il Consiglio potesse riunirsi. Scusate. A Gabriele e a Francesco, visto che anch'io ho imparato a voi, e adesso vi dico tutti i saloni di presidenza, quello che è stata la sua sede Era un duetto. Come si fa a spegnere?